Tentato omicidio è l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati il 25enne già interrogato dai carabinieri 24 ore dopo l'accoltellamento di una turista tedesca di origine polacca avvenuto lunedì notte a Sottomarina. Il giovane, che soffrirebbe di disturbi psichici, era stato accompagnato al termine dell'interrogatorio all'ospedale di Chioggia, dove è tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria. Per lui il sindaco Mauro Armelau ha disposto un ASO, accertamento sanitario obbligatorio, un provvedimento che rispetto al più famoso TSO prevede inizialmente solo una visita medica, a seguito della quale può essere deciso un eventuale trattamento sanitario. Nello stesso ospedale in cui si trova il giovane indagato dalla procura si trova anche Monica Grimm. Le condizioni della turista 35enne sono in miglioramento, è uscita dalla terapia intensiva e ha ricevuto dal sindaco Armelau la notizia del ritrovamento di Laki, il suo cagnolino fuggito durante l'accoltellamento. Lei, parlando con Monica, ha avuto modo di chiederle se aveva visto, ha avuto modo di vedere questa persona e se nel caso, insomma, era in grado di fornire delle indicazioni. Diciamo, qui ci sono le indagini dei carabinieri, quindi io magari non so tutto chiaramente, ecco. Noi abbiamo dato il massimo supporto all'Arma dei Carabinieri, insomma, perché a Chioggia veramente c'è un lavoro anche di squadra, c'è un rapporto tra istituzioni che è veramente ottimo. Anche l'ASL ha messo anche a disposizione una psicologa, appunto, per parlare con la ragazza, quindi anche dal punto di vista psicologico, perché non è semplice anche superare comunque questo trauma. Io le Ecco. chiedevo però se lei aveva avuto modo di parlare dell'aggressione, di entrare nello specifico con la ragazza. No, 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 non ho volutamente lasciato stare proprio per non ricordare, ecco. Oggi era stato un momento di felicità, ecco, per trovare Lucky, e quindi abbiamo lasciato che oggi fosse una giornata di festa, ecco, diciamo. Quindi non ho mai parlato di queste cose con lei né ieri né oggi.